Qui ci sono i miei capelli che praticamente ho, non so se si vede, qua 2 punti. Invece io per staccare lei mi sono preso, per rivincolare nella confusione, mi sono preso un pugno nell'occhio e un calcio nella schiena. Nelle parole dei titolari del River Pub di San Giacomo di Veglia, tutto l'orrore per la violenza subita la sera del 28 marzo scorso, quando vennero aggrediti nel loro locale da un marocchino ubriaco al quale si erano rifiutati di dare da bere. Un soggetto violento, noto alle forze dell'ordine, condannato nel 2017 per lesioni personali, minaccia e resistenza pubblico ufficiale e che ora finalmente è stato espulso dall'Italia in quanto persona socialmente pericolosa. Entrato nel nostro paese nel 2007 per motivi di lavoro, era poi rimasto privo di occupazione, ma era riuscito a riottenere il permesso di soggiorno nel 2016 in quanto convivente con il fratello che nel frattempo aveva ottenuto la cittadinanza italiana. Ieri sera, dopo la notifica del decreto prefettizio d'espulsione in quanto persona pericolosa, il marocchino di 36 anni è stato accompagnato alla frontiera dagli agenti dell'ufficio immigrazione della questura di Treviso ed espulso dall'Italia.